Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 22 marzo e cosa possono attendersi questi nati in misura e in termini di influssi astrali per quanto riguarda il loro giorno di nascita e dunque come sono influenzati e quali sono le caratteristiche che mostrano appunto legati a questi influssi. Prima però di approfondire l'argomento vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Allora, vediamo un po' questi nati e quali sono le caratteristiche principali che presentano. Ovviamente non ci dilungheremo nella descrizione dei singoli influssi, cosa che invece in sede di consulto privato o di indagine scritta viene fatto abbondantemente. Vediamo però quali sono i temi comuni a tutti i nati del giorno. Ricordo comunque che esistono delle personalizzazioni perché è vero che hanno un comune denominatore, ma esistono poi influssi che sono differenti per ciascun nato e sono stabiliti dal giorno settimanale di nascita e dall'orario di nascita. Dunque ci sono altri poi elementi che entrano in gioco e possono anche ribaltare completamente le previsioni o le caratteristiche generali. Appartengono al dominio mensile di Ariete come tutti i nati di marzo, dunque abbiamo qui un elemento fuoco dirompente molto importante che ovviamente porta tutti i valori del fuoco, questo coraggio, questa voglia di lanciarsi, intraprendenza, anche questa determinazione a primeggiare ma anche a avviare cose nuove e questo sarà sicuramente comune a tutti quelli che manifestano dei forti valori di Ariete. Ma abbiamo anche una stella capo, vale a dire la prima costellazione attraversata dalla Luna in questo giorno, che è la costellazione Gemelli. È di elemento aria, dunque è un elemento compatibile, simpatico, possiamo dire così, per quello che riguarda l'elemento fuoco del dominio mensile Ariete. Pertanto il connubio che viene a crearsi porta questi nati ad essere estremamente intelligenti, agili, talvolta imprudenti perché appunto sono precipitosi in certe situazioni. Poi l'intraprendenza dell'Ariete si mescola a quel dongiovannismo del Gemelli, dunque abbiamo dei nati comunque molto eh, che si lanciano, ecco, molto arditi per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Rischiano comunque di non essere sufficientemente cauti nella valutazione delle loro azioni e dunque bisognerà sicuramente instradarli o accompagnarli nelle loro scelte dando appunto consigli a questi nati o comunque se siete nati in questo giorno chiedete consiglio, non lanciatevi in modo imprudente. Ad ogni modo, inoltre, a questi elementi si aggiunge la costellazione Bilancia in seconda posizione, vale a dire la seconda costellazione attraversata dalla Luna in questo giorno, che va a portare un altro aspetto, un aspetto sicuramente di armonia, di piacevolezza, bellezza, anche qui è un altro elemento compatibile perché è di nuovo aria, dunque abbiamo aria sia alla prima che alla seconda costellazione attraversate dalla Luna e che formano comunque un buon rapporto, una buona collaborazione col fuoco. Dunque sicuramente sono armoniosi in questo senso, ma abbiamo alcune caratteristiche che sono comunque da segnalare per questi nati, vale a dire che il quadrato di nascita, ovvero le costellazioni attraversate dalla Luna nell'arco della giornata della loro nascita, chiude con costellazioni di terra, tranne una seconda volta la costellazione Cancro, presente già anche all'inizio dell'elenco. Dunque abbiamo due doppi fluidi, vale a dire due volte due costellazioni visitate dalla Luna in due momenti diversi nella giornata e questo ci indica alcune caratteristiche che
peggiorano un pochino i valori originali della costellazione in sé, proprio perché la ripetizione porta un aggravio, un peso maggiore e colora negativamente i valori e i significati portati appunto dalla costellazione. Cosa voglio dire in questo? Voglio dire che questi nati rischiano di seguire con imprudenza e con troppo slancio le passioni del momento, possono essere passioni anche molto dirompenti che possono indurli ad abbandonare magari la loro famiglia o le cose a cui davano precedentemente importanza per dedicarsi magari a un amore assolutamente passionale e folle e invece che appunto continuare altrove o seguire appunto il percorso tracciato in origine. Questa però folle passionalità o questa passione che verrà manifestata comunque proprio in virtù degli influssi astrali che ricevono nel giorno della loro nascita, potrà però sfociare in problemi di natura legale, dunque attenzione perché potrebbe appunto accadere che questa passione vi porti parecchi guai anche con avvocati, cause e cose del genere. Dunque un'altra cosa che possiamo menzionare tramite le età e le cose cicliche, intanto bene, non abbiamo detto che comunque questi nati hanno una fortuna media ma alternata, dunque con momenti di turbolenza, forse uno di questi momenti sarà proprio la necessità di rivolgersi a qualche avvocato, comunque avere qualche problema, qualche noia legale con rischio di esborso economico. Il fisico è forte, molto agile, c'è questo connubio aria-fuoco che si crea fra il dominio mensile Ariete e la stella Capo Gemelli, li rende veramente veloci, agili, scattanti ed ha un aspetto anche giovanile. Ora bisognerà che facciano attenzione per quanto riguarda la gola, che può essere una zona critica per questi nati, che può dare problemi, e con gola intendo anche tutti gli organi o le parti interne alla gola, dunque compreso la tiroide oppure le tonsille, le vie alte. Dunque potrebbe essere una zona particolarmente problematica, senza contare anche che regola anche i valori ormonali, la costellazione Toro, dunque attenzione a questi fattori. Un'altra cosa da segnalare è connessa al cancro, la doppia costellazione cancro, che potrebbe indurli o comunque renderli fragili di stomaco o con qualche problematica al petto. Dunque attenzione perché cancro Toro può parlare appunto di un'associazione non proprio positiva e non totalmente benefica ovviamente riguardo appunto al seno e all'esposizione eccessiva agli ormoni, ok? Dunque questi possono essere dei significati da tenere in considerazione per questi nati, soprattutto le donne. Bene, detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, mi sono dilungata tantissimo, molto più rispetto al solito, dunque accelero i saluti, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, noi ci troviamo qui con i nati del 23 marzo, domani sempre alla stessa ora. A presto dalla vostra Hilde.